Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG. Apriamo immediatamente questa edizione collegandoci con Chioggia. Naturalmente parliamo dell'accoltellamento della turista tedesca che si trova ancora ricoverata all'ospedale di Chioggia. Per quello che riguarda le indagini invece c'è un sospettato, ma ci aggiorna di tutte le ultime novità Anna Maria Parisi, che vedo già pronta con il sindaco di Chioggia, Mauro Armelao. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno Filippo, eccoci in diretta con il sindaco di Chioggia, come dicevi tu Mauro Armelao, dall'ospedale del posto dove è ancora ricoverata la tedesca di 33 anni, accoltellata l'altro giorno a Sottomarina, dove dovrebbe essere trasferita a breve dal reparto di rianimazione, dalla rianimazione al reparto di chirurgia. A breve il sindaco andrà su per salutarle, per incontrare nuovamente il fidanzato di lei con il figlio di lui che si trovano accanto appunto alla tedesca accoltellata. Ci sono tante novità, fermato un sospettato dai carabinieri e interrogato per tutta la notte in caserma. Si tratta di un 25enne di Sottomarina cui i carabinieri sarebbero arrivati grazie alle testimonianze e alle telecamere di videosorveglianza. Sindaco, lei conosce questo sospettato dai carabinieri, comunque la notizia che al momento non è indagato. Sì, intanto diciamo ho la notizia buona che la ragazza sta meglio, sta bene, potrà essere trasferita anche da reparto, diciamo, quindi questo scongiura ovviamente la pericolosità di quelle accoltellate che ha ovviamente ricevuto. Sono in attesa appunto che mi chiamino così da poter passare in reparto e poterla salutare ufficialmente, insomma, a nome della città di Chioggia. C'è questo sospettato, io ovviamente non entro nel merito delle indagini che sono ovviamente dei carabinieri, ma diciamo ci auguriamo, insomma, ecco, che le indagini portino comunque all'identificazione dell'autore di questo gesto, che è un gesto gravissimo ovviamente per la nostra città, ma comunque è un gesto che al di là della città, insomma, non è un gesto che si deve fare. Stiamo ricercando ancora la cagnolina. Anche ieri sera, già da questa mattina ci sono delle ricerche, ma sembra quasi che questa cagnolina venga avvistata e poi persa di vista, insomma, sta scappando, quindi mi auguro che magari sfinita e stremata si fermi da qualche parte e venga raccolta ovviamente da qualche passante. Quindi sono in attesa appunto di poter andare a visitare questa ragazza e a salutarla, insomma. Ecco, poi nella notte sono già girati sui social tantissimi video di suoi concittadini sindaco che immortalavano il fermo da casa di questo ragazzo 25enne sospettato, con la polizia scientifica che appunto cercava a casa del ragazzo il famoso coltellaccio di 30 centimetri, così dalla testimonianza appunto di alcuni ragazzi, uomini di origine marocchina, che sono intervenuti proprio per salvare la trentenne dalle grinfie, dal coltello, dal fendente di questo aggressore. Sì, sappiamo che c'è stata l'operazione dei carabinieri, sono circolate tantissime immagini, insomma, della situazione che c'era nella zona di Sottomarina, dove presumo sia stato ovviamente prelevato il sospettato. Credo sia collegato a queste indagini, poi potrebbero essere anche un'altra indagine parallela. Sono queste, molto bene. Allora, se sono queste, è stato prelevato questo ragazzo giovane, quindi dovrebbe essere appunto residente, un chioggiotto, e adesso siamo in attesa. Io ovviamente non ho rapporti con la procura, ma ho rapporti diretti con i carabinieri. Alla ragazza so che l'ASL, ringrazio, anche ha dato del supporto psicologico, ecco, che psicologi appunto dell'ASL, e quindi ovviamente si sta giocando, si sta facendo proprio un lavoro di squadra.
Allora, appunto, ricordando che il ragazzo è un sospettato, un ragazzo con problemi di natura psichiatrica e che sarebbe stato portato anche è stato portato in ospedale per degli accertamenti, non per un TSO, non sarebbe stato collaborativo nel corso dell'interrogatorio in caserma avvenuta fino a notte tarda dai carabinieri del posto. Allora ci salutiamo, ma prima di salutarci ripercorriamo insieme nel prossimo servizio la giornata concitata, con le ore concitate di quel momento dell'aggressione, con il racconto dei testimoni che hanno sventato un possibile tentato omicidio e anche il racconto del compagno della donna tedesca che dice grazie a Dio è andato tutto bene. E quindi con le immagini di Sandro Ponchio ti restituisco la linea, ma ripercorriamo insieme i momenti più salienti di queste concitate ore da Sottomarina. E caccia l'aggressore che col volto travisato da un casco la scorsa notte verso le 23 a Sottomarina con una violenza inaudita ha sferrato almeno 12 fendenti al volto, al collo e al capo ad una turista tedesca di 30 anni di origine polacca che era a spasso col suo cagnolino lungo viale Vittor Pisani all'angolo con via Vespucci. A salvare la donna un primo testimone chiave, questo cittadino marocchino che nel vederla in pericolo di vita le è corso incontro insieme alla cugina, mettendo in fuga l'aggressore. Vado lui, hai visto lui, vado un coltello. Hai visto l'aggressore col Sì. coltello? Quanto grande era questo coltello? Non sono così. Sei sicuro? Hai visto io, non è io, hai visto un coltello. Aggressore alto e robusto, così dalla descrizione sempre del testimone di origine marocchina, che poi lo avrebbe visto fuggire in sella ad una 2 rote parcheggiata nella vicina via Vespucci. È apparso una moto. La vittima, ricoverata in terapia intensiva e grave ma non in pericolo di vita, era arrivata dalla Germania da poche ore per una vacanza in famiglia. Alloggiava in un B&B a pochi passi dal luogo dell'aggressione con Michael, il compagno 33enne di lei, e il figlio 13enne di lui, entrambi ancora sotto shock. Non abbiamo sentito niente, stavamo dormendo, abbiamo sentito le sirene di ambulanze e forze dell'ordine e poi siamo andati in ospedale, raccontano. È stato terribile, dicono. Chi invece ha sentito le grida di aiuto della donna è stato il calciatore Alessandro Bellemo, venuto a trovare parte della famiglia. È stato lui, insieme al fratello Stefano, a chiamare i soccorsi, racconta quest'ultimo. E noi siamo stati lì 2 minuti perché l'ambulanza è arrivata proprio immediatamente insieme anche alle forze dell'ordine. Incredulità, sgomento e terrore qui da parte dei residenti sul luogo in cui è accaduto l'orrore, l'aggressione, all'origine della quale i carabinieri incaricati delle indagini non escludono alcuna ipotesi, nemmeno quella di un gesto da parte di uno squilibrato. Intanto continua la caccia all'uomo che ha seminato il terrore nel cuore di Sottomarina. E dunque tra poco torneremo a parlare di cronaca con altri gravi fatti che si sono verificati o si stanno verificando nella nostra regione, però in questo momento ci chiede la linea Elena Dal Forno che si trova a Casier. Parliamo di un'importante opera, di un'importante infrastruttura di cui è stata posata la prima pietra, come si suole dire, ma ci racconta tutto Elena, buongiorno. Buongiorno Filippo, buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Rete Veneta, insieme a Nicoletta Rizzetto alla parte tecnica. Ecco, più che la prima pietra c'è stato il primo colpo di benna, come potete vedere qui alla mia sinistra, fatto proprio dal presidente della regione Luca Zaia, che è venuto ad inaugurare un'importante opera che quest'area attendeva da oltre 40 anni. Si parla proprio di un collegamento di 3,5 km, come potete vedere dal tabellone alle mie spalle, che riqualificherà il viale delle industrie per 1,7 km e poi costruirà il cosiddetto Terraglio Est qui dalla rotonda per un altro 1,8 km. Si tratta di un'opera che costerà 38 milioni di euro e che sarà completata a gennaio 2027. È un'opera che sgraverà il Terraglio e il quartiere di Sant'Antonino dal traffico pesante, come adesso ci dirà l'assessore ai lavori pubblici della regione Elisa De Berti, che abbiamo ascoltato questa mattina all'inaugurazione. E poi potete riprendere la linea, Filippo, e ti ringrazio.
Il Taraglio Est di fatto non è mai stata un'opera che ha attirato grandissima attenzione, i colloqui erano soprattutto con le associazioni di categoria, però in questi anni abbiamo lavorato. Ricordo che il 19 ottobre del 2017 abbiamo inaugurato il primo stralcio per un investimento del valore di 12 milioni, questo è il secondo stralcio, altri 38 milioni di investimento importante che, come ha già detto il Presidente, collegherà il passante alla pedemontana e quindi vuol dire creare un percorso dedicato a tutti i mezzi pesanti e liberare di fatto i centri dei paesi. Ecco, proprio sull'impatto ambientale erano le critiche maggiori contro questa opera. Ma allora, io credo che tutte le opere abbiano un impatto da tutti i punti di vista, poi ovviamente nella progettazione e nella realizzazione l'impatto ambientale deve essere contenuto il più possibile. Io faccio solo una piccola precisazione, vi ricordo che la pedemontana diventa un'opera al 70% in trincea, quindi con un incremento dei costi di costruzione e di gestione enormi rispetto ad un piano campagna, perché allora i comitati ambientalisti volevano che l'impatto ambientale fosse sostanzialmente diminuito il più possibile. Oggi quelle stesse persone che allora contestavano l'impatto ambientale oggi contestano la sostenibilità economica, perché ricordiamocelo, quindi quando parliamo di sostenibilità ambientale bisogna che le opere vengano realizzate, progettate e realizzate contenendo uno il disagio e due l'impatto ambientale e che siano sicuramente sostenibili. Quindi il Taraglio Est, io sono contenta perché con oggi avviamo i lavori dureranno un anno, di fatto si prevede la fine dei lavori entro il 2027 e quindi insomma è un'altra risposta che diamo importante al territorio e sono sicura che anche tutte le associazioni di categoria oggi festeggiano insieme a noi. E questo era l'assessore ai lavori pubblici, nonché vicepresidente della regione Elisa De Berti. Ora noi andiamo a Bassano del Grappa, dove si sta vivendo una situazione di difficoltà dal punto di vista della sicurezza. Tra poco vedremo anche che cos'è accaduto in questo ultimo fine settimana. Però adesso facciamo il punto della situazione con Federico Fusetti. Questione sicurezza, Bassano del Grappa, tema molto attuale in queste settimane. Ieri sera l'ennesimo episodio, ancora un accoltellamento in centro. Assessore, cosa è successo? Da quello che sappiamo, dalle poche informazioni che abbiamo, sembra che due extracomunitari abbiano avuto una colluttazione con un coltello vicino alle poste centrali. So che sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e stanno procedendo loro. Sulla sicurezza effettivamente possiamo dire che questi episodi che cominciano a ripetersi possono creare sicuramente preoccupazione. Tengo a precisare però che la tempestività degli interventi ci dà la convinzione, la certezza che la massima copertura del territorio e l'aiuto delle telecamere che stiamo migliorando sempre più ci darà una grossa mano per cercare di tamponare queste situazioni. È chiaro? Ecco, i residenti insomma chiedono infatti dei provvedimenti, di illuminazione, lei stava accennando ora alle telecamere, quindi siete preoccupati ma nello stesso tempo anche determinati perché delle soluzioni o comunque dei provvedimenti da prendere ci sono. Ricordiamo comunque che questi episodi, in particolare quest'ultimo ma non solo, fanno parte di soggetti che conosciamo benissimo, sono quei 6 o 7 extracomunitari molto spesso che si annegano nell'alcol e poi trovano il modo di confrontarsi senza esclusione dei colpi. Questi soggetti che molto spesso vanno anche alla mensa San Francesco a nutrirsi, dobbiamo cercare in tutti i modi di espellerli dal territorio bassanese. Si sta lavorando molto, il commissariato sta lavorando moltissimo con la questura, uno è stato portato ieri addirittura al CPR di Bari per l'espulsione dal territorio nazionale, vediamo se riusciamo a far funzionare questi meccanismi. Più di questo in questo momento non si può fare. Senta, Fratelli d'Italia ha fatto una proposta, il taser da adottare anche a Bassano dalla Polizia Municipale, cosa ne pensa?
E io ringrazio infinitamente la sollecitazione di Fratelli d'Italia, ricordando comunque che non sono da considerare un loro interlocutore principale, perché pur essendo assessore alla sicurezza di Bassano, questa richiesta devono mandarla alla giunta dell'Unione Montana, da cui in questo momento e fino al 31 di dicembre la polizia locale dipende, è polizia dell'Unione Montana. Io sto già facendo le mie valutazioni, che dal 1 di gennaio cercherò di farle diventare il più possibile operative in accordo col sindaco, con il commissariato di polizia e col questore di Vicenza. Più di questo in questo momento non posso fare, non sono interlocutore per questo argomento di Fratelli d'Italia. Senta, ultima cosa, Assessore, che messaggio diamo ai cittadini sul fronte della sicurezza? Insomma, possiamo rassicurarli quantomeno dell'impegno che c'è? I cittadini sanno benissimo che il nostro controllo del territorio è sempre più puntuale e le risposte che stiamo dando lo dimostrano, sono tempestive. È chiaro che certi episodi, visti da chi passa per la strada, non lasciano tranquilli. Mi tendo comunque a rassicurare la cittadinanza che il nostro controllo del territorio sarà sempre più puntuale, e con l'aiuto delle telecamere che aumenteranno sempre di più, mi sento di dire ai cittadini di mantenersi tranquilli, che qualcosa di buono riusciremo a fare per il territorio bassanese. Allora, questo era Alessandro Campagnolo, l'assessore alla sicurezza di Bassano del Grappa, al microfono di Federico Fusetti. Ripercorriamo quello che è successo in città nell'ultimo fine settimana con il servizio di Vanessa Banzato. Ancora un fine settimana da incubo a Bassano, tra schiamazzi in piena notte, zuffe, grida, episodi violenti e litigate furiose tra gruppi di giovani. È successo in centro storico, tra Via Verci, Piazzotto Montevecchio e le viuzze a ridosso del Ponte degli Alpini, tanto che in più occasioni nel giro di poche ore sono intervenute le forze dell'ordine, allertate da residenti spaventati. Per non parlare di chi, forse anche sotto l'effetto di una buona dose di alcol, si è messo al volante facendo gincane tra le stradine a senso unico in quartiere Margnan, sfasciando un'auto parcheggiata in via Sant'Anna di proprietà del presidente del quartiere, per poi far perdere le proprie tracce. Ho chiamato subito la polizia locale, che è intervenuta, ha fatto i rilievi, ha preso i frammenti dell'auto che dovrebbe aver colpito la macchina e mi ha assicurato che farà un controllo sulle telecamere della zona per individuare il mezzo. Tra l'altro anche un paio di privati sono forniti di telecamera, quindi la speranza è di arrivare a chi l'ha colpita in breve tempo. Ecco, si diceva, hanno praticamente distrutto la sua auto, però ci sono stati anche altri episodi proprio qui in via Sant'Anna, zuffe almeno e grida. Sì, una telecamera ha registrato l'impatto all'una. Un residente ha detto che poco prima aveva sentito delle urla, però impaurito non è sceso dall'appartamento e quindi dal balcone un po' assistito queste persone un po' alterate che baruffavano. Siete preoccupati per quello che sta succedendo soprattutto negli ultimi tempi in una città come Bassano del Grappa? Siamo un po' preoccupati perché ultimamente qualche anomalia rispetto al precedente periodo c'è stata. Marzarotto lancia quindi un appello all'amministrazione comunale, che già si è mossa, ricorderete, nel centro storico, siglando un patto di sicurezza con residenti, esercenti e categorie economiche, chiedendo anche nel loro quartiere maggiore attenzione, cominciando da un potenziamento dell'illuminazione pubblica notturna per una questione di tutela di chi vive nel rione. Sarebbe bene fosse un po' illuminate, almeno fino all'una di notte, mezzanotte. Qui l'incidente è venuto al buio tra mezzanotte e l'una. Ora parliamo di un altro problema di queste giornate, quello del maltempo, anzi soprattutto dei danni legati al maltempo in provincia di Vicenza. Ce ne sono stati parecchi a Lonigo, ma ci racconta tutto Luisa Bertini. Dopo il maltempo si fa la conta dei danni, intaccata l'agricoltura, il comparto agricolo nelle zone tra Brendola, Sarego e Lonigo, dove ci troviamo adesso in compagnia di Luca Rezzadore della Coldiretti. Facciamo un po' la panoramica di quello che è il danno soprattutto ai vigneti in un periodo delicato. Sì, allora i danni sono stati nel comune di Lonigo, Brendola e Sarego, soprattutto da danni da vento, come si può verificare sono
stati rovesciati dalla forza del vento, e macchine di leopardo c'è anche un po' di grandine, però il danno più grosso è stato fatto dal vento, che è stato veramente intenso e forte, poi alcuni allagamenti perché anche l'acqua caduta è stata eccessiva, e quindi c'è anche problema di entrare nei terreni per poter raccogliere subito i prodotti perché sono pieni di acqua e quindi è difficile entrare con le macchine. Quelli rovesciati purtroppo le aziende dovranno raddrizzarli, sostituire le strutture per poter permettere la raccolta nei prossimi giorni. Fortunatamente alcune varietà erano già state raccolte, si era nella fase principale con la raccolta delle uve di mente per maturazione e quelle tardive, e quindi perlomeno una parte del prodotto era già raccolto. Fortunatamente vediamo il bicchiere mezzo pieno. Ecco, lei dice danni un po' a macchia di leopardo, soprattutto intaccata la zona dei colli qui a Lonigo. Sì, anche i colli hanno subito, si è incanalato il vento, in alcune piccole zone ristrette ha fatto un po' più danni rispetto anche alla pianura in alcune zone. Comunque nella media ci sarà un danno del 20% e uno purtroppo ha preso un po' di più. Adesso si corre ai ripari e anche in fretta per rimettere a posto i filari, proprio perché la vendemmia è in corso. La vendemmia è in corso, bisogna addestrare i filari in fretta in modo da permettere la raccolta, in modo che l'uva, se anche stata rovinata dal vento e quella po' di grande che è venuta, possa essere portata in cantina senza ulteriori danni. Ecco, io ringrazio il nostro ospite per essere stato con noi e per aver fatto con noi una panoramica di quelle che sono state le conseguenze del maltempo qui a Lonigo. E noi ringraziamo naturalmente Luisa Bertini con la collaborazione tecnica di Simone Squarcina per questo aggiornamento. Andiamo ad ascoltare anche le testimonianze di chi vive nella zona riguardo al maltempo che ha colpito quell'area. Mai visto di un'intensità così forte, un evento atmosferico così forte. Lo vedi nei film, come ripeto, magari in America forse sono un po' più abituati a questi eventi atmosferici, però qui io non ho mai visto un'intensità così forte. La testimonianza di una residente di Lonigo che ha fatto appena in tempo a rientrare a casa prima che si scatenasse la tempesta anticipata da una serie di lampi, e poi l'inferno, il vento con fortissime raffiche. Ora la conta dei danni. Noi eravamo fuori col cane e abbiamo visto, insomma, c'erano tanti lampi, c'era il cielo illuminato a giorno, e poi è venuto su un vento forte, quindi ci siamo rintanati in casa, abbiamo chiuso un po' tutti i doppi vetri, e nell'arco di poco tempo è venuto su un tornado, sembra. A un certo punto poi noi guardavamo dalla finestra e vedevamo queste, tipo, sembravano dei cerchi di acqua, una cosa inspiegabile, lo vedi solo in televisione, nei film, secondo me, e improvvisamente abbiamo sentito un botto e abbiamo aperto la porta e c'erano vetri ovunque. Abbiamo il camino del tetto che è crollato, l'antenna che non c'è più, probabilmente ci sono anche dei danni perché ci sono dei coppi del tetto che sono spostati, poi abbiamo tutti i doppi vetri rotti e anche la porta. La potenza del vento ha trasportato una trave in legno addosso alla casa, un boato spaventoso, lo sconcerto. C'è stato un forte boato, io stesso che ero in attesa di aspettare che finisse questa tempesta, ho cambiato stanza per paura che crollassi il tetto. È stata una cosa spaventosa. Alla mia età mi ha veramente impressionato a morte. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco anche nella zona artigianale di Lonigo. I danni sono evidenti, si vedono, il tetto del capannone, i portoni, i macchinari, la tromba d'aria è entrata, ha fatto un disastro, acqua e vento. Adesso stiamo ramboccando le maniche e andare avanti. Scene che si vedono solo nei film, raccontano i residenti della zona a chi studia gli eventi estremi, figli di un clima che sta cambiando. La maggior parte dei danni sono dovuti da forti raffiche di vento lineari, ho detto downburst, però ecco, non è escluso che potrebbe essersi formato un tornado. Lo scopriremo nei prossimi giorni, nelle prossime ore, se qui è una delle aree interessata dal tornado. Non solo nel Vicentino l'ondata di maltempo di ieri pomeriggio ha interessato anche la Marca Trevigiana, in particolare le zone di Zenzon di Piave, Breda e Chiarano. A Zenzon sott'acqua, campi e strade. Protezione civile al lavoro fino a tarda notte insieme al sindaco Daniele Dallanese, che sentiamo. Sì, allora purtroppo ieri pomeriggio si è abbattuto sul territorio del comune di Zenzon di Piave un nubifragio importante generato da un temporale autorigenerante che ha sostato un paio d'ore, più o meno dalle 5 alle 7, sopra il territorio comunale di Zenzon, scaricando a terra
nel giro di 30 minuti circa 60 mm di pioggia, che si sono poi sommate agli altri più o meno 40 venuti nella notte, portando ad un totale di 100 mm di pioggia sul territorio comunale. Inevitabili quindi delle situazioni di criticità che hanno visto l'allagamento di alcune strade, tra l'altro anche la provinciale 60, e tanti terreni agricoli inondati dall'acqua, e di conseguenza anche degli scantinati di alcune case, di alcuni condomini, che ci hanno visto poi chiamati in causa per le richieste di intervento, e che ci hanno portato con i volontari, che ovviamente ringrazio sempre per la disponibilità e per l'altruismo che riservano al territorio comunale di Danson di Piave, ad operare fino a circa mezzanotte, quando la situazione si è poi stabilizzata e anche i livelli idrometrici dei fiumi stavano ritornando alla normalità. E ci spostiamo adesso a Trieste, dove l'incredibile nuova ondata di maltempo che ha colpito anche il Friuli Venezia Giulia con piogge intensissime ha fatto crollare un'importante porzione del muraglione di via dell'Eremo. La strada è stata chiusa dalle 22:30 con un intervento sul posto dei vigili del fuoco e della polizia locale. Ecco uno degli incredibili effetti del maltempo notturno a Trieste, dell'ondata di pioggia. Siamo in via dell'Eremo, il muraglione di cinta di queste palazzine è crollato sopra 2 vetture in sosta. Per fortuna nessuno si è fatto male, ma il danno è chiaramente pesantissimo. La via è chiusa. Come vedete, muraglione letteralmente sgretolato, vigili del fuoco sul posto a operare per mettere in sicurezza l'area, residenti lì sopra che naturalmente sbalorditi dall'effetto della pioggia. Questa, la vedete, è ciò che resta della ringhiera sovrastante che è venuta giù, è stata strappata in maniera veramente incredibile. La siepe e tutto quello che resta del cemento armato che teneva sulla struttura, rigonfiata evidentemente dalle piogge di oggi e che poi è ceduto. Questi sono i detriti che il maltempo ha portato con sé. Sono proseguite per tutta la notte le ricerche di Francesco Lucchetta, un 70enne di Ponte della Priula che si è allontanato da casa nella mattinata di ieri. Le operazioni si sono concentrate nella zona del Piave, lungo alcune vie al confine fra le frazioni di Colfosco e Ponte della Priula. Ieri l'elicottero aveva sorvolato il fiume sacro alla patria, il Piave. Le ricerche sono continuate via terra con il supporto degli uomini della Protezione Civile Comunale, dei Vigili del Fuoco e delle unità cinofile. Finora purtroppo tutte le ricerche sono state vane, anche quelli effettuati con alcuni droni utilizzati dai tecnici dei Vigili del Fuoco arrivati dal comando di Rovigo. Francesco Lucchetta è alto circa 1,80 m, di corporatura normale, ha capelli brizzolati e occhi marroni. Al momento dell'allontanamento indossava pantaloni grigi, una maglietta bianca a maniche corti, aveva con sé un ombrello multicolore. Chiunque lo ha visto o abbia informazioni utili alle ricerche è pregato di contattare il numero unico di emergenza 112. È stato arrestato dai carabinieri di Este dopo un inseguimento che è arrivato fino alla provincia di Verona un 29enne nordafricano trovato con diverse dosi di cocaina in auto. In una località di Montagnana, nella Bassa Padovana, avevano segnalato la presenza di attività losche in un parcheggio della zona. I carabinieri, arrivati sul luogo, hanno sorpreso un 29enne nordafricano, già conosciuto dalle forze dell'ordine, mentre alla guida di un'utilitaria cedeva una dose di hashish ad un giovane del luogo. Vedendo i militari, ha ingranato la marcia ed è scappato.
Dopo un breve inseguimento, il 29enne è stato fermato nella vicina provincia di Verona. Perquisito, è stato trovato in possesso di 19 dosi di cocaina e 270 euro in contanti. Lo straniero è stato quindi arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza del comando della compagnia di Este. Rimaniamo in Alta Padovana, liti frequenti e un carattere schivo, così i residenti di Fontaniva descrivono il quarantenne indagato per l'omicidio di Fatos Cenai. Il quarantenne avrebbe studiato nei dettagli il piano per uccidere il pensionato albanese. Avrebbe trovato su internet tutto quello di cui aveva bisogno l'operaio quarantenne di Fontaniva, indagato per l'omicidio di Fatos Cenai, l'ex guardia carceraria albanese, trovato agonizzante l'8 giugno scorso. Su internet avrebbe acquistato una tuta da ciclista per camuffarsi prima dell'arrivo della vittima lungo via Casoni Basse e i componenti per costruire artigianalmente una pistola o modificarne una già esistente. Molte le liti tra Cenai e il vicino, ossessionato dai confini, dicono gli altri residenti della via. C'era stata anche una lite per delle telecamere di videosorveglianza installate dal quarantenne. E proprio le telecamere di videosorveglianza della zona lo avrebbero ripreso la mattina dell'8 giugno scorso, mentre percorreva la via dove poi è stato ferito Cenai. Lo scorso luglio i carabinieri avevano perquisito l'abitazione dell'uomo, sequestrando computer e cellulari per ricostruire anche gli acquisti fatti in rete. L'uomo per ora è indagato a piede libero, un uomo che i Cenai temevano, tanto da non vivere più nella casa dove hanno risieduto per anni. Ed ora ci spostiamo in diretta, ci colleghiamo in diretta con Grado, dove si trova per noi Laura Bucarella. Purtroppo una nuova tragedia che si è consumata sulle nostre spiagge, a perdere la vita una bambina di 4 anni. Buongiorno Laura. Buongiorno a voi e grazie della linea. Sì, ci troviamo davanti al villaggio Europa qui a Grado, in provincia di Gorizia, dove la famiglia tedesca che alloggiava qui in questo campeggio ha finito purtroppo in tragedia le sue vacanze estive per la morte della bambina, della figlia di soli 4 anni, annegata nello specchio di mare davanti al campeggio. La procura di Gorizia ha aperto un fascicolo sul caso per capire che cosa è andato terribilmente storto in questa terribile tragedia. Ieri sono intervenuti sul posto anche la Guardia Costiera di Monfalcone, i Carabinieri e i soccorsi sanitari del 118 insieme anche all'elisoccorso, ma purtroppo tutta questa macchina dei soccorsi si è rivelata vana per salvare la vita della piccola. Dalle testimonianze che abbiamo raccolto anche questa mattina sembra che i genitori abbiano perso di vista per pochi istanti davvero il terrore di qualsiasi famiglia, di qualsiasi genitore, la bambina che si è allontanata, però subito sono scattate le ricerche anche insieme al personale del campeggio e al bagnino che purtroppo poco dopo ha individuato il corpicino della bambina nell'acqua ormai esanime. I sanitari hanno tentato in tutti i modi davvero di rianimarla, di tentare di salvarle la vita, insomma in qualsiasi modo per più di un'ora, ma purtroppo il decesso è stato dichiarato intorno alle 20:30. Come vi dicevo, la Procura di Gorizia ha aperto un fascicolo sull'accaduto e attendiamo naturalmente maggiori particolari per capire che cosa è successo, perché questa bambina appunto di nazionalità tedesca è morta qui al campeggio durante le sue vacanze. Per il momento è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Laura Bucarella in collegamento in diretta da Grado, e noi dalle spiagge del Goriziano ci spostiamo in montagna, andiamo a Belluno, dove cambiamo anche completamente argomento perché parliamo del piano casa che è stato annunciato dal governo Meloni. Ci sono anche delle prime reazioni, naturalmente non solo politiche ma anche da parte delle categorie che sarebbero coinvolte, sentiamo cosa ci racconta Fabio Fioravanzi, che vedo già in compagnia di un ospite. Buongiorno. Buongiorno Fabio. Grazie per la linea, siamo a Belluno
con il presidente di Confedilizia Belluno, ma a cui faremo domande di respiro più ampio perché è anche vicepresidente nazionale di questa associazione che rappresenta i proprietari o anche gli inquilini? I proprietari di case, risparmiatori in edilizia, noi diciamo. Siamo qui perché voi avete commentato le esternazioni del presidente Meloni per quanto riguarda il piano casa. Certamente, le abbiamo commentate positivamente da quello che si è potuto apprendere dalle dichiarazioni fatte dalla Premier. È chiaro che nel momento in cui avremo degli elementi in più per poter affrontare la tematica, saremo sul pezzo, come si dice. Meloni ha parlato a Rimini, lei cosa spera di trovare scritto una volta che un documento ci sarà fisicamente? Ma diciamo intanto, soprattutto per quello che è questo piano casa, bisogna dire come andiamo a dare le case. Le case, per esempio, dobbiamo pensare a tutta quella edilizia attualmente popolare, sociale, che ancora si parla di un mondo di immobili che sono vuoti, ma perché devono essere strutturati o perché ancora questioni burocratiche all'interno delle istituti autonomi case popolari. Che poi porta qualcuno che fa anche l'europarlamentare a dire che quelle case andrebbero occupate. Ah sì, ma allora alla faccia del diritto, parliamo di occupazione, ma scherziamo. Cioè la proprietà è libertà, è fondamentale, e il proprietario di casa, qui voglio approfittare grazie alla vostra emittente per poter dire il proprietario di casa ha tutto interesse ad affittare il proprio immobile. Però è vero che, come lei diceva, un'edilizia pubblica con gente che ha bisogno di case, fasce svantaggiate, non vengono lasciate le case, fa rabbia però. Certamente, e qui allora quello che diciamo, e lo diciamo anche ai comuni, datevi da fare, ma come faccio? Come fate? Dovete essere là, siete voi che avete il governo, avete il potere di indirizzo e di controllo. Con la legge 142 al suo tempo, no, così era stato dato il potere ai sindaci. Domanda e offerta, qual è che, dove ce n'è di più? Diciamo che varia a seconda delle aree nel territorio, rimanendo nel nostro Veneto, nel territorio veneto. Nelle aree squisitamente turistiche, diciamo di punta, c'è tanta domanda e l'offerta è andata a momento risicata. Poi si stabilizzano, ma abbiamo sempre visto tutti gli anni questi momenti. Venezia come sta? Venezia, anche quella, Venezia, abbiamo un problema, il centro no, e la periferia, ma la periferia è immediata appena dopo, cioè a parte l'isola, quello che dobbiamo dire, la realtà di Mestre, anche la possibilità, anche a Mestre c'è ancora molto, ma molto sfitto. E parlando di Belluno, sentiamo spesso dire non si trovano gli alloggi per le persone che vengono a lavorare a Belluno, che si tratti a volte di forze dell'ordine, a volte di medici, comunque per quelli che vengono da fuori non si trova dove poter dormire. Il ragionamento è anche questo, nel dire a quali condizioni trovarli, perché non si può pretendere. Allora, gli immobili certo ci sono e vengono messi sul mercato, e sul mercato c'è una possibilità di, tant'è che locazioni si continuano a fare, ma anche contratti di foresteria con le aziende che le possono dare ai loro dipendenti, perché l'azienda per il proprietario è una garanzia in più. E con questo è tutto, speriamo di aver fatto un po' di chiarezza. Da Belluno vi ringraziamo per averci ascoltato, linea allo studio. Grazie a Fabio Fioravanzi con la collaborazione tecnica di Stefano Bozzi, naturalmente al vicepresidente nazionale di Confedilizia Michele Vigne. Noi adesso torniamo a parlare di infortuni sul lavoro. L'ultimo, molto grave, si è verificato nel veneziano, per l'esattezza a Santa Maria di Sala. Incidente sul lavoro a Caselle di Santa Maria di Sala, a 2 passi dal centro commerciale Prisma e dal Mega. Poco dopo le 13, un operaio di circa 50 anni, originario dell'Est Europa, residente da tempo nel veneziano, è caduto al suolo precipitando da un'impalcatura posizionata a una decina di metri d'altezza. È stato soccorso e trasportato con l'elicottero del 118 all'ospedale all'Angelo di Mestre, dove è ricoverato in gravi condizioni. Sul posto, nel frattempo, sono giunti anche i carabinieri e gli ispettori dello Spisal dell'ULS3 per verificare la dinamica. Dalle prime informazioni sembra che al momento della caduta l'operaio stesse svolgendo delle operazioni sul tetto di uno stabile.
Ogni giorno verifichiamo un bollettino e nel complesso la situazione è intollerabile, il commento della CISL di Venezia. Troppe morti e altrettanti infortuni gravi sul lavoro. Bisogna unire le forze contro una piaga che non può essere sempre fatale. Serve un patto sulla salute e sicurezza che rilanci le ispezioni sui cantieri, la prevenzione e la formazione attraverso una strategia dalle forze sociali. È abusiva la moschea di via Turazza a Padova, lo dicono i verbali dei tecnici comunali mandati dall'amministrazione dopo le proteste dei consiglieri leghisti e dell'eurodeputata Anna Maria Cisint. Quella di via Turazza a Padova è una moschea abusiva, a certificarlo il sopralluogo dei tecnici comunali in quello che è dichiarato un centro islamico, non un luogo di culto. Nell'ingresso principale, si legge infatti nel verbale, è ben visibile un cartello con dicitura moschea in lingua araba. Proseguendo si accede in un ex negozio, ora un unico locale con pavimentazioni in moquette e arredi quali scaffali per scarpe, libreria con opuscoli, armadi, bacheche con vari avvisi, tutti in arabo, e tuniche. Il centro islamico di via Turazza era stato aperto 13 anni fa e aveva fin da subito suscitato critiche da parte dei residenti. Quest'estate anche l'eurodeputata leghista, già sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint, aveva manifestato insieme agli esponenti locali della Lega davanti al luogo di culto per chiedere al sindaco Giordani di chiuderla. Per anni famiglie intere hanno vissuto sotto assedio, minacce, intimidazioni, schiamazzi a ogni ora, bambini senza sonno, quartieri ostaggio dell'illegalità. Noi della Lega, insieme alla consigliera Mosco, abbiamo rotto quel muro, la mia presenza costante a Padova, incontri con i residenti, pressioni sul sindaco e confronto con il prefetto. A luglio la diffida al sindaco. O chiudi la moschea o parte l'esposto. Oggi i sopralluoghi parlano chiaro. Quell'edificio è abusivo. Adesso il sindaco si assuma le sue responsabilità e la chiuda subito. Con un comunicato risponde l'amministrazione che sottolinea come la legge regionale definita antimoschea renda difficile l'apertura di luoghi di culto in zone urbane della città. L'assessore Antonio Bressa sottolinea che contestualmente alle azioni per riportare la legalità e assicurare il rispetto della legge sono stati contattati i rappresentanti delle comunità islamiche per governare un fenomeno che esiste, si legge nella nota, verso l'obiettivo dell'integrazione e del dialogo in un contesto di legalità e sicurezza. È stato denunciato a piede libero per omicidio stradale il 18enne che si trovava al volante dell'auto che l'altro ieri a Villorba ha travolto, ucciso un 71enne. Il ragazzo era alla guida senza patente. A Ponzano intanto il dolore della famiglia della vittima. No, scusate, ma no. Erika, la figlia del professor Diego Lapen, si scusa ma non se la sente di parlare. Gli occhi rossi racchiudono tutto il dolore per la tragedia che ha colpito il padre, ex vicepreside dell'ITIS Fermi, 71 anni, travolto in via Trento a Villorba mentre era in sella alla sua bici da una 500 condotta da un ragazzo di 18 anni. Quel dolore profondo ma composto che avvolge l'abitazione di via Diaz. Poco dopo arriva anche il fratello Tommaso. Vengo da un viaggio molto lungo, mi spiace ma preferisco evitare, grazie. Nella villetta di Ponzano è un continuo via vai di amici e familiari, nessuna voglia di parlare, forte lo shock per quanto accaduto. L'impatto è stato duro. Da un lato il dolore della famiglia di Diego Lapen, dall'altro le indagini che proseguono per ricostruire esattamente quanto accaduto. Nei confronti del 18enne di origini cubane domiciliato a Mogliano è scattata la denuncia per omicidio stradale. Era lui al volante della 500 che ha travolto Lapen mentre era in sella alla sua bicicletta, sbalzandola a diversi metri di distanza. Il corpo del professore è finito nel giardino di un'abitazione mentre la bici è rimasta agganciata alla ringhiera. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Si è scoperto poi che il ragazzo si trovava al volante dell'auto intestata alla madre senza aver mai conseguito la patente. Così racconta il sindaco Francesco Soligo, tra i primi ad aver raggiunto il luogo della tragedia. Non ho avuto modo di scambiare parole con il ragazzo, al momento era molto scosso. Non possiamo tollerare comportamenti irresponsabili che mettono a rischio la vita degli altri. Chi si mette alla guida senza i requisiti previsti dalla legge commette un atto gravissimo e deve rispondere con pene esemplari. Ha aggiunto Soligo che questa mattina ha incontrato la moglie e la figlia della vittima.
Questa mattina ho incontrato la moglie e la figlia del professore, le ho accompagnate per le pratiche burocratiche e la tensione è ancora molto alta. Diego Le Pen per anni ha insegnato prima al Liceo Da Vinci, poi all'ITIS Fermi, di cui ha ricoperto anche l'incarico di vicepreside. Lo ricorda così una vicina e madre di una sua alunna. Come professore come lo ricordate? Buono, sì, buono, sempre disponibile, sì. Lo vedeva spesso in bicicletta? Sempre sì, passavo di qua a piedi col cane, con la figlia, con la moglie, sì. No, guardi, mi dispiace da morire, proprio. È una cosa grande, perché pensare vai fuori, fare un po' di moto, diciamo, e non torni più. Anche gli altri vicini lo descrivono come una persona buona, gentile, spesso lo vedevano in sella alla sua amata bicicletta. Andava via in bicicletta e ho saputo la notizia, triste notizia, insomma. È riservato. Ho capito. Anzi, no. Purtroppo mi dispiace tanto perché sì, era una buona persona, parlava spesso, era buono. Lo vedevo uscire in bicicletta? Sì, vedevo uscire in bicicletta. E allora sentiamo che cosa ha detto al microfono di Lina Paronetto l'avvocato Fabio Crea, che è il legale del 18enne che ha provocato l'incidente di Villorba. Il ragazzo, mi riferisce alla mamma, è sotto shock, continua a piangere da ieri e ricorda poco. Riferisce di avere un ricordo annebbiato, nel senso che ricorda di aver avuto un annebbiamento nel momento appunto in cui stava conducendo l'autovettura e poi si è reso conto dell'impatto. Continua a piangere, ricorda poco o nulla il 18enne di origini cubane, responsabile del tragico investimento di Villorba in cui ha trovato la morte il 71enne Diego Le Pen. Nell'abitazione di Mogliano in cui è domiciliato con la madre si è chiuso nel silenzio. Il giovanissimo, che non aveva mai conseguito la patente né aveva il foglio rosa, non era in stato di alterazione, non aveva assunto quindi né alcol né sostanze, come sottolinea il suo difensore, l'avvocato trevigiano Fabio Crea, perplesso sulla ricostruzione del sinistro. Dinamica, direi in questo momento difficile da ricostruire, particolarmente strana trattandosi di un rettilineo. L'impatto è stato sicuramente violento, però diciamo al momento non è facile determinarlo con certezza, proprio per lo stato di shock del ragazzo che non riesce a ricordare perfettamente l'accaduto. La macchina è stata sottratta all'insaputa della mamma, quindi chiaramente la mancanza della patente e dell'abilitazione alla guida certamente può essere stato la concausa di una dinamica che al momento è difficile da comprendere. Sarebbe stata la prima volta che il ragazzo sottraeva la macchina alla madre. È stato un gesto improvviso che l'ha sconcertata, ha sentito che il ragazzo a un certo punto l'ha chiamata quando è avvenuto l'incidente mortale, e il ragazzo l'ha chiamata subito, la mamma è rimasta altrettanto scioccata dal fatto di non vedere l'autovettura fuori dalla propria abitazione. La difesa attende ora lo svolgimento degli accertamenti da parte della procura, l'autopsia probabilmente e gli approfondimenti sulla dinamica rispetto alla quale l'avvocato ipotizza di nominare un consulente di parte. Il suo assistito, incensurato, è al momento indagato a piede libero per omicidio stradale. Credo che anche il fatto che oltre al danno non sia scappato, questo è un elemento che nella tragedia, nel reato, nella disgrazia può aver consentito alla procura di non procedere nella richiesta di misura. Quanto alla famiglia della vittima, non ci sono stati al momento contatti da parte del 18enne e della madre con i figli di Le Pen, troppo recente l'accaduto. Successivamente credo che un percorso di avvicinamento ci possa essere, visto il rammarico che tanto la mamma quanto il ragazzo stanno provando in questo momento. E il mondo della scuola trevigiana è in lutto per la tragica scomparsa del professore Diego Le Pen, appunto in questo drammatico incidente avvenuto a Villorba. Noi ascoltiamo il ricordo del suo preside all'ITIS di Treviso, Sandro Corradini. Come vorrebbe che fosse ricordato il professor Le Pen? Brava persona, sempre cosciente del ruolo, si è sempre impegnato a fondo
verso i ragazzi, molto corretto, e poi una persona capace, perché lui come insegnante era bravo, capiva i ragazzi. Un uomo con molte qualità. Questo è stato il professor Diego La Pen, scomparso drammaticamente a 71 anni, travolto da un'auto mentre percorreva in bicicletta via Trento a Villorba. Dal 2013 al 2015 Sandro Corradini è stato preside dell'ITIS Fermi di Treviso, con La Pen vicepreside. Io La Pen lo conoscevo anche da prima, perché lui abitava qua dietro, qua vicino. Era amico di mia sorella, quindi ci conoscevamo da parecchio tempo. È stato anche il docente di matematica di mio figlio, quindi lo conoscevo bene. Del periodo trascorso assieme al Fermi, Corradini ricorda tanto. Per esempio quando l'istituto perse la specializzazione di perito tessile e loro, battendo burocrazie e difficoltà varie, riuscirono a salvare i primi telai che lavoravano con istruzioni su scheda che si trovavano a scuola. Li abbiamo trasferiti al Museo dell'Arte della Lana a Stia. Stia, diciamo, comune di vicino Firenze, dove c'è questo Museo dell'Arte della Lana che ha accolto i nostri telai jacquard. Sono finiti persi o buttati via, come se non vi fosse. Non hanno mai capito il valore storico importante di questi telai. Uno è finito, due sono finiti a Stia e uno è finito a Bolzano. Poi l'altra grande impresa che abbiamo fatto è stata quella di attivare l'ITS assieme a Rossi di Vicenza in meccanica meccatronica. Coi ragazzi poi c'è sempre stato dialogo. Quando fu proibito il fumo a scuola, Corradini e Le Pen si trovarono a fronteggiare un gruppo di studenti che contestavano il provvedimento fumando in ricreazione. Ci siamo messi là, abbiamo perso parecchio tempo in presidenza a parlare con loro, senza minacciarli di niente, insomma. Però alla fine hanno capito che forse era conveniente smettere di fare stupidaggini. E in sala alla sua bicicletta se l'è vista brutta anche il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato. Si trovava in sella alla sua bici lungo la strada che collega Jesolo a Cortellazzo quando è stato travolto da un furgone. L'autista non si è fermato e ora è caccia al pirata della strada. Un urto violento, la caduta sull'asfalto, l'impatto contro il guardrail. Così Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, è finito in pronto soccorso dopo essere stato investito da un furgone ieri sera mentre pedalava lungo il tratto tra Jesolo e Cortellazzo. Erano le 18:45 di ieri, stavo percorrendo in bicicletta, io sono un amatore della bicicletta e pedalo spesso. Ero in via Colombo a Jesolo, da Jesolo Paese in direzione verso Cortellazzo. Io tenevo rigorosamente la mia destra e un furgone di colore bianco, un furgone commerciale, mi ha urtato il braccio sinistro con lo specchietto e quel colpo mi ha praticamente fatto andare verso il guardrail e da lì sono caduto. E pensandola bene, insomma, e visto anche quello le notizie che abbiamo di questi giorni, mi è andata bene. Il conducente del furgone non si è fermato, ha tirato dritto lasciando Crosato a terra, dolorante ma cosciente. Il primo cittadino racconta quegli attimi di paura, mista e indignazione. Non ho nulla di rotto se non un insieme di botte. Stamattina sono andato dai carabinieri e ho presentato regolare denuncia. Polizia locale di Jesolo e carabinieri stanno passando al setaccio le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona, 2 in particolare, con gli obiettivi puntati proprio nella direzione dell'impatto. Potrebbero avere già individuato furgone e conducente che ha violato il codice della strada omettendo di fermarsi e di prestare soccorso. Rimane la tristezza da una parte, perché comunque poteva fermarsi e osservare il fatto, insomma, e magari prestarmi un minimo di aiuto. Dall'altra parte la fortuna che abbiamo dei nuovi sistemi tecnologici che ci permettono, perché sono stato avvisato che il veicolo stava arrivando ad alta velocità e proprio poco prima dell'impatto da un sistema della Garmin che appunto mi ha avvisato che arrivava il veicolo. Crosato l'ha letteralmente scampata grazie al radar installato sotto il sellino della bici che avvisa della presenza di veicoli in avvicinamento emettendo più suoni, e dalla fortuna di avere il caschetto. Cosa che non vedo purtroppo spesso, magari ormai vedo tutti i ciclisti, diciamo amatori, che hanno il caschetto, però non lo vedo indossato ad esempio dalle persone comuni che utilizzano la bici per andare a fare la spesa o i bambini per spostarsi.
Saranno celebrati giovedì alle 15:30 a Cornuda i funerali di Massimiliano Chiarelotto, operaio di 52 anni tragicamente scomparso domenica sera in un incidente stradale a Nogaré di Crocetta del Montello. Chiarelotto, conosciuto da tutti come Maci, stava rientrando a casa quando ha perso il controllo del suo scooter finendo contro un palo della luce. Dopo il funerale in chiesa arcipretale, il feretro raggiungerà il cimitero di Ciano del Montello. La famiglia ha chiesto che eventuali offerte vengano devolute all'Aido. Nuova frontiera della truffa segnalata via social dal sindaco di Campodoro Gianfranco Vezzaro. I malviventi riescono a clonare i numeri di rete fissa per spacciarsi per carabinieri e carpire la fiducia dei malcapitati. Il numero di rete fissa della caserma dei Carabinieri di Mestrino, clonato per incentivare le vittime a fidarsi e a effettuare bonifici. Questo l'allarme che il sindaco di Campodoro Gianfranco Vezzaro ha lanciato sui social con un post in cui si legge: ci sono pervenute segnalazioni di truffe telefoniche realizzate tramite la clonazione del numero della caserma dei Carabinieri di Mestrino. In questi casi i truffatori utilizzano una tecnica chiamata spoofing, che consente di simulare numeri telefonici reali. Il sindaco prosegue ricordando che i carabinieri e le forze dell'ordine non chiedono mai denaro o bonifici telefonicamente. Invita inoltre i cittadini a non agire mai di fretta e a contattare immediatamente il numero unico di emergenza 112. 12 cittadini stranieri irregolari sono stati accompagnati alla frontiera per il rimpatrio su disposizione del questore di Treviso Simone nel mese di agosto. Tra loro c'era anche un 34enne che, per non venire espulso, aveva organizzato un matrimonio combinato. Irregolare nel territorio nazionale, con una serie di precedenti di polizia alle spalle per falso e violazioni del codice della strada, un 34enne di origini serbe ha cercato di ottenere il permesso di rimanere in Italia organizzando un matrimonio combinato. Al momento di procedere con le pubblicazioni, la polizia locale di Treviso lo ha smascherato e il questore Alessandra Simone ne ha ordinato il rimpatrio. Non si tratta del solo accompagnamento alla frontiera eseguito dalla Polizia di Stato nel mese di agosto. I provvedimenti di espulsione sono stati ben 12 e hanno interessato cittadini stranieri ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Rimpatrio immediato per un 23enne albanese responsabile di alcune rapine in strada commesse tra il 2021 e il 2022 tra Treviso e Venezia, per le quali aveva già scontato 2 anni di carcere. Stessa sorte per un 38enne kosovaro condannato per spaccio di droga a Vicenza e per 2 cittadine cinesi di 44 e 47 anni irregolari sul territorio, scoperte a lavorare in 2 centri massaggi della Marca. Torniamo a parlare di maltempo perché probabilmente è stato un fulmine che ha colpito una canna fumaria ad innescare l'incendio del tetto di una casa a Villorba. I danni sono gravi. I danni ammontano probabilmente a decine di migliaia di euro e quel tetto a fuoco su una villetta in via Due Acque a Villorba, la conseguenza più seria dell'ondata di maltempo che si è abbattuta qui la notte scorsa. I vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti dalla sede centrale con l'aiuto dell'autoscala. Le fiamme hanno interessato 2 travature in legno creando importanti danni alla coperta. L'allarme era stato lanciato dai residenti che alle 7 del mattino avevano visto del fumo uscire dal tetto. Secondo la loro ricostruzione è possibile che la canna fumaria sia stata colpita da un fulmine attorno alla mezzanotte, innescando un principio di incendio che è divenuto vero e proprio quando è stato scoperto il tetto per risalire all'origine del fumo. In ogni caso la tempestività delle squadre dei vigili del fuoco ha permesso che le fiamme non si propagassero al resto dell'abitazione. I danni restano comunque importanti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, conseguenze invece le ha avute un alveare andato completamente distrutto. Riapre la pizzeria di Vittorio Veneto, rimasta 2 giorni chiusa a causa dei danni provocati dall'irruzione dei ladri. I 2 proprietari dello storico locale avevano inaugurato la loro gestione appena 4 mesi fa. Ho parlato con qualche vicino qui dello stesso
stesso condominio e no, nessuno si è accorto di nulla. Sono entrati scardinando la finestra posta sul retro, difficile stabilire quanti fossero. La pizzeria non ha né antifurto né telecamere di videosorveglianza. Andati probabilmente a colpo sicuro, indisturbati, nella notte tra sabato e domenica i ladri hanno fatto irruzione alla pizzeria Sanremo 2, aperta con nuova gestione dai fratelli Giancarlo e Diego, che hanno dato nuova vita allo storico locale di via Pastore a Vittorio Veneto. Hanno rubato il fondo cassa e il telefono che usiamo per gli ordini e rotto la cassa. Portata via tra le altre cose anche una cassa audio. Abbiamo quantificato un po' i danni, adesso vediamo con l'assicurazione che però probabilmente tra la franchigia e quindi non verrà coperto quasi nulla. Più grave è l'ammontare dei danni che quello della refurtiva. Sporta la denuncia ai carabinieri, i due fratelli hanno tenuto chiuso il locale alcuni giorni per sistemare quanto era stato rotto e ricomprare il palmare per le ordinazioni. L'inaugurazione della pizzeria appena 4 mesi fa, mai i due fratelli si sarebbero immaginati di subire un furto così dopo il duro lavoro che hanno fatto per poterla aprire. Il mio fratello lavorava già un po' come pizzaiolo, io invece gli ultimi 6 anni ho vissuto in Norvegia e i primi 2 anni ho lavorato come pizzaiolo, poi come panettiere e pasticcere e così, visto che comunque volevo rientrare e c'era la voglia di aprire qualcosa. La pizzeria riaprirà nelle prossime ore, ma i due titolari ora già pensano ad installare antifurto e telecamere. Sì, adesso lo faremo, sì, sicuramente. Spiace? Sì, no, dispiace, sì, no, più che altro un po' di sconforto, ma sì, adesso abbiamo chiuso un paio di giorni, un attimo perché ci mancavano le attrezzature, eccetera, sì, tra cui il palmare e sistemare un attimo la cassa. Ci fermiamo per un istante, ci rivediamo tra pochissimo. Bentrovati nuovamente in diretta con Focus TG, ora parliamo di politica, mentre il presidente Zaia conferma l'esercizio provvisorio della regione centrodestra. Resta ancora in sospeso sul nome del candidato a presidente per le prossime elezioni e le forze della coalizione scalpitano. A chi viene dato il candidato? A Fratelli d'Italia o Lega? Ma io, guardi, da ex Lega avrei piacere fosse un leghista. Il cuore dice una cosa, il cervello? Il cervello dice che la matematica è diversa. Per l'uomo di punta di Liga Veneto Repubblica, alla fine molto probabilmente la spunterà Fratelli d'Italia. Questione di pragmatismo politico, ma anche per l'ex leghista più noto in Veneto di cattiva gestione del Carroccio dai suoi vertici. Uno, manco a dirlo su tutti. Salvini dovrebbe aver già deciso cosa fare, o comunque chi proporre. E questo non è stato fatto e ci troviamo con questa situazione che però diamo uno spazio estremamente ampio al centro-sinistra con Manildo. Un Salvini che, dato per certo al Lido per la mostra del cinema, nelle prossime ore dovrebbe incontrare Luca Zaia a Venezia per sciogliere alcuni nodi. Sicuramente lo incontrerò anche perché abbiamo soprattutto lato Olimpiadi degli incontri pubblici assieme e mi fermo qui, nel senso che lo incontrerò ma non ho null'altro da aggiungere. E mentre lo stesso Zaia conferma l'esercizio provvisorio per la regione con un bilancio di previsione che la nuova amministrazione sarà chiamata a predisporre tra gennaio e febbraio, uno dei nodi politici nel centrodestra è proprio il nome che la Lega deve mettere sul piatto nella trattativa con Meloniani e Forza Italia. Per Darè anche qui troppe indecisioni dovute sia a Salvini ma anche allo stesso governatore e alla sindrome da uomo solo al comando. Perché Luca Zaia non si è creato una figura da poter portare sul tavolo delle trattative? E qua quello, diciamo, che noi tutti ci diciamo chi è nella Lega e chi è come me fuori dalla Lega. Luca Zaia poteva crearsi una figura, cioè il suo dopo lo poteva fare tranquillamente avendo costruito magari all'interno degli assessori, all'interno di qualsiasi persona politica all'interno della Lega. Un delfino e portarlo al tavolo delle trattative. Un'attesa che non fa bene, un'attesa che coinvolge anche chi come Liga Veneto Repubblica nel centrodestra si sente, ma non sa ancora se nel centrodestra verrà accolto. In caso contrario è pronta la corsa solitaria con lo stesso Darè come candidato governatore.
Una corsa che potrebbe fare male al Carroccio, magari arruolando nella truppa qualche transfugo della Lega escluso dalle liste o scontento del partito che vede come vice Salvini Roberto Vannacci. Che i mal di pancia restino lo dimostra il caso Oppeano, la festa di partito nel Veronese che giovedì vedrà proprio Vannacci tra gli ospiti, ma che il collega europarlamentare Paolo Borchia, segretario provinciale, ha omesso di citare, presentando l'appuntamento. Darè sul tema ha già dato in tempi non sospetti, procurandosi un'espulsione. Questa non è la nostra storia, non è la storia della Liga Veneta, non è la storia della Lega Nord. Noi abbiamo portato a casa i voti degli iscritti della CGIL che hanno votato Lega Nord. Ci sarà un motivo, perché era un partito trasversale, era un movimento trasversale, era un movimento identitario di una regione o di un'area geografica molto importante. E, secondo Darè, non è da Lega nemmeno ipotizzare di cambiare la legge elettorale per sbloccare il terzo mandato agli assessori, ipotesi che invece Zaia difende. Io lo trovo corretto e legittimo che si faccia, dopodiché questa è una scelta politica, mi fermo qui, però spero che lo si faccia. Questa è, secondo me, un'assurdità, che non si fa una legge a fine mandato. Ma è stato sbagliato a suo tempo. Siamo l'unica regione in Italia che ha dato il limite agli assessori. Siamo l'unica. Questi sono errori di valutazione a quel tempo. Io spero che non facciano la brutta figura di portarla. Io da uomo del centrodestra spero che non facciano la brutta figura di portarla, perché sanno benissimo che morirà all'interno del Consiglio regionale. Questo dunque Gian Antonio Darè e da Palazzo Balbi Zaia è anche tornato a parlare della proposta di introdurre il braccialetto elettronico per i borseggiatori recidivi. Spero che il Parlamento affronti questo tema e che mi sono sentito dire che i braccialetti ce ne sono pochi, li compriamo noi, ci mettiamo a disposizione per fare un progetto sperimentale e mettiamo in scheda anche per i braccialetti. Il presidente Zaia torna a parlare della sua proposta di introdurre il braccialetto elettronico per i borseggiatori recidivi, una delle piaghe che affligge Venezia ormai da anni. E se non ci sono i soldi, dice, li mettiamo noi. Giriamo col ring, con l'anello che ci dà tutti i dati biologici e del nostro, tutti i dati riguardanti il nostro stato di salute. Abbiamo nuove tecnologie che ci aiutano a fare tutto. Noi compriamo a comprare i braccialetti, li compreranno gli enti locali. Guarda, i sindaci sono felici di queste robe. Lo strumento, continua Zaia, è basato sulla georeferenziazione. Potrebbe segnalare immediatamente, anche con un avviso acustico, se il soggetto tenta di rientrare nelle aree da cui è stato interdetto, per proteggere Venezia e i turisti. Il braccialetto elettronico per il borseggiatore significa sapere dov'è, perché è georeferenziato, fargli il DASPO per evitargli di andare nelle zone dove lui non deve andare, perché se uno ha come attività rubare, di certo non può andare in mezzo a luoghi affollati, in piazze affollate, dove sai che comunemente va a rubare. Mirella Valliana, sindaca di Vittorio Veneto, ha scritto al ministro Matteo Salvini per chiedere che un tratto della A27 non venga fatto pagare ai residenti e ai lavoratori costretti a prendere l'autostrada per le continue chiusure del Fadalto e dell'Alemagna. Chiediamo al Ministero, in particolare appunto al Ministro Matteo Salvini, una collaborazione per instaurare un proficuo dialogo con Autostrade per appunto riuscire a trovare la soluzione a questo problema che si sta protraendo. La lettera firmata è pronta per essere inviata. Indirizzo Villa Patrizzi, Roma, sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La richiesta della sindaca Valliana è chiara: non far pagare il pedaggio nel tratto di A27 Vittorio Veneto Nord Fadalto, percorso dai cittadini e dai lavoratori che per lavori notturni all'autostrada e le numerose interruzioni della statale Alemagna si trovano a dover pagare per andare al lavoro e tornare nelle proprie case. Ricordiamo che questo tratto di strada serve il Vittoriese, ma non solo, quindi dal Vittoriese verso tutto l'Alpago, quindi a una chiusura naturalmente devono entrare in autostrada e pagare il doppio pedaggio dell'andata e il ritorno. Una situazione che persiste dall'anno scorso e che si sta protraendo.
La frequenza con cui viene chiusa l'Alemannia sta aumentando e soprattutto siamo preoccupati per l'inverno perché poi i fenomeni piovosi aumenteranno e quindi diciamo che i sensori che sono stati applicati da ANAS sul corpo franoso sono molto sensibili e quindi molto spesso aumenta la chiusura della strada. Intanto sulla A27 per lavori di manutenzione alle barriere antirumore la stazione di Vittorio Veneto Nord subirà chiusure notturne programmate nelle notti di mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 settembre. Una lettera, quella inviata dalla sindaca Balliana, che ha trovato il sostegno di ogni parte politica. Mi sono confrontata anche col parlamentare Gianangelo Boff e con il consigliere regionale Razzolini, che sono intervenuti anche loro su questa questione, e siamo tutti uniti per cercare una soluzione al di là appunto del colore politico. Mi attendo una risposta di buon senso. E la richiesta che invece arriva da Fratelli d'Italia a Bassano del Grappa è quella di dotare la polizia locale di taser. La proposta arriva dal coordinamento cittadino di Fratelli d'Italia dopo un'estate ad alta tensione per la città di Bassano, che si trova a fare i conti con un preoccupante aumento di episodi di violenza. Dopo gli agenti del Consorzio Nevi, dove l'iter è già stato avviato, la richiesta è che lo storditore elettronico diventi dotazione anche dei vigili di Bassano. Riteniamo che la polizia locale in questo momento non abbia gli strumenti adatti e comunque non abbia un confronto pari con chiaramente queste situazioni, queste persone che a volte sono sotto effetto dell'alcol, della droga, utilizzano degli strumenti, cocci di bottiglie, coltelli, e non credo che possa essere né lo spray urticante e poi tenendo conto che non possono nemmeno usare la pistola, perché la pistola quando è stata usata anche in situazioni di difesa personale è diventato poi un problema per chi l'ha usata. Quindi riteniamo che il taser oggi possa essere sicuramente uno strumento che dia qualche difesa in più alle forze dell'ordine, ma anche ai cittadini di conseguenza. Un iter lungo quello per arrivare a usare il taser, che richiede una formazione specifica per agenti selezionati e poi una fase di sperimentazione. Non solo il taser, per la sicurezza di agenti e cittadini un altro valido strumento è il giubbotto antitaglio, sottolinea Fratelli d'Italia, che ne proporrà l'adozione al sindaco Nicola Finco e all'assessore alla sicurezza Alessandro Campagnolo. Ci incontreremo questa settimana con il coordinamento e faremo in modo che questa proposta venga poi portata in Consiglio Comunale o comunque all'interno di quelle che sono le sale dove verranno prese le decisioni in tal senso. Tra le vittime del forum sessista, che ha visto nel mirino anche diverse esponenti politiche italiane, c'è l'europarlamentare vicentina Alessandra Moretti, che ha annunciato da Bruxelles il suo primo passo giudiziario. Oggi ho finalmente depositato presso la Procura di Roma la denuncia a querela contro il sito sessista FICA.eu, di cui, come sapete, è stato individuato anche il proprietario, che pare essere un italiano residente a Firenze. Come ho sempre detto, dalle parole bisogna passare ai fatti e la denuncia è un fatto importante. Adesso spero che si proceda celermente ad individuare e ad approvare un quadro normativo che permetta davvero di perseguire e di condannare i responsabili di questi atti di violenza ormai inaccettabili. Sono più di 4.000 le immissioni in ruolo per l'avvio del nuovo anno scolastico in Veneto. Tra docenti, ATA e dirigenti si rafforza la stabilità delle scuole, ma non basta, perché restano ancora molti posti vacanti. Via l'anno scolastico con 4.020 nuovi insegnanti di ruolo. Un grande lavoro, come ricorda il direttore generale Marco Bussetti, quello compiuto dagli uffici dell'ufficio scolastico per il Veneto. Si procede spediti sulla via della stabilizzazione del personale nelle scuole, anche se restano delle criticità importanti. Tra i nuovi assunti, 950 docenti di sostegno e 990 del personale ATA. In servizio anche 21 dirigenti scolastici, riducendo a sole 18 le reggenze su posti vacanti. Novità storica per gli insegnanti di religione. Dopo circa 20 anni sono 491 le assunzioni, con le diocesi di Padova, Vicenza e Verona, oltre quota 100 ciascuna.
Ma rimane un forte bisogno di docenti in alcuni dei settori chiave. Ancora 97 cattedre scoperte nella primaria, 115 nelle secondarie per le materie letterarie e posti vacanti anche in matematica, informatica, scienze naturali, chimica e biologia. Un bilancio complessivo positivo che segna un passo avanti verso la stabilità del personale scolastico veneto. Il Leone di San Marco rappresenta l'identità veneta dentro e fuori i confini regionali. Per questo il Consiglio regionale ha dato il via libera ad un progetto di legge per tutelarlo. La norma che abbiamo approvato oggi è una norma di valorizzazione dei leoni di San Marco, una norma che riguarda il recupero, la valorizzazione, appunto, la sistemazione, la manutenzione, il ripristino dei leoni nei luoghi in cui erano stati previsti. Sappiamo che ci sono tantissimi leoni nelle nostre città, nelle nostre piazze, nei nostri luoghi, addirittura in luoghi in cui la Repubblica di Venezia considerava simbolici, e questo nonostante nel periodo napoleonico siano stati distrutti più di 5.000 leoni di San Marco. Approvato il progetto di legge regionale su iniziativa del consigliere padovano Luciano Sandonà per la tutela dei leoni di San Marco, una norma per promuovere e valorizzare il simbolo del Veneto presente nelle strade e nelle piazze delle nostre città, ma non solo, sì, perché il leone marciano si trova anche fuori dal Veneto, a Trieste, come a Capodistria, fino a Cipro. La nuova legge prevede fondi per la manutenzione e il restauro delle opere, il ripristino dei leoni di San Marco, dove presenti, e la posa di nuovi. Questa norma mira a riportare un simbolo che è riportato anche nella bandiera della Regione Veneto, è un simbolo che rappresenta tutti i veneti, un simbolo di unione, di forza, di identità del popolo veneto, così come riportato nello statuto della Regione Veneto, e per questo abbiamo voluto fortemente questa norma che darà forza a un'opera di restauro e di ripristino, appunto, non solo nel nostro territorio ma anche nei territori dell'ex Repubblica Serenissima, quindi al di fuori della Regione Veneto, nella Dalmazia, nell'Istria, nelle isole greche e a Cipro. Ci fermiamo ancora per un istante e ci rivediamo tra pochissimo. Nuovamente in diretta con Focus TG, ripartiamo da Bassano del Grappa. Allo sprint di settembre il Teatro Astra torna in vantaggio sulla Sala da Ponte nella classifica dei luoghi da trasformare nel teatro cittadino. Prima di Ferragosto sembrava che il sipario, scusate il gioco di parole, si fosse chiuso in modo definitivo sull'ipotesi dell'Astra come nuovo teatro cittadino. Troppe spese, troppe incognite, troppe relazioni contrarie. In più era emersa la clamorosa trattativa fra Don Andrea Guglielmi e Nicola Finco per l'acquisizione della Sala da Ponte. Oggi invece lo scenario è completamente cambiato e l'Astra pare aver superato la Sala del Centro Giovanile nel gradimento dell'amministrazione, che ha incontrato il comitato che sta portando avanti la causa dello storico teatro di Viale dei Martiri. Loro mi hanno rappresentato le loro esigenze, che sono quelle di riconsegnare il Teatro Astra alla città di Bassano del Grappa. Questo è uno anche dei nostri obiettivi, però come detto più volte il Teatro Astra non è di proprietà dell'amministrazione comunale e quindi bisogna trovare delle intese con la proprietà, sia per quel che riguarda l'acquisizione del bene, ma poi anche per i progetti di riqualificazione e anche tutta la parte finanziaria. Il comitato si è detto disponibile a far da sensale fra pubblico e privato, eppure qualcosa di più se serve. Noi non scartiamo l'ipotesi dell'Astra, però ovviamente per fare questo tipo di operazioni si devono verificare tutta una serie di accortezze da un punto di vista economico, tecnico e anche di disponibilità del bene, che avremo modo di verificare nelle prossime settimane. Resta lo scoglio del valore dell'immobile, che una perizia comunale di qualche anno fa portava a poche centinaia di migliaia di euro. Oggi però il privato ha investito parecchi soldi nella sistemazione e il capitolo si apre di nuovo. Recentemente la proprietà ha fatto di nuovi interventi, stanno lavorando al rifacimento del tetto. Ovviamente noi possiamo pagare sempre sulla base di una perizia. Non è una trattativa tra privati dove uno dà una somma e l'altro accetta o rifiuta, ma il pubblico paga sulle basi di una perizia. Con le scuole che cadono letteralmente a pezzi, il buco nero di Santa Chiara, tante altre opere da rimettere in moto, sembrava che il teatro fosse sceso nella classifica delle priorità cittadine. Invece
Le priorità sono tante, però ovviamente noi non vogliamo bloccare la possibilità di sviluppare dei progetti interessanti anche in campo culturale e teatrale. Quindi se ci saranno le condizioni per fare un'operazione del genere nei prossimi anni, ovviamente studieremo la strategia migliore per realizzare quell'opera come tante altre opere che sono ferme da anni all'interno della nostra città. E sempre a Bassano tutto è pronto per la residenza musicale di 10 artisti in arrivo da New York per creare a Bassano una rete di relazioni. Dal 6 al 28 settembre prossimi la città si trasforma in Bassano Music Residency, una residenziale con una decina di musicisti della scena newyorkese che confronteranno le tecniche, le esperienze e i linguaggi di 6 artisti bassanesi. Per 3 settimane saranno ospitati in Villa Angaran San Giuseppe e saranno impegnati in prove e jam session in spazi aperti al pubblico per una trentina di eventi che si snoderanno in più luoghi. Un progetto pilota che vede protagonisti, oltre ai musicisti, la città ai piedi del Grappa, amministrazione, residenti, commercianti, esercenti e associazioni nell'ambito di un'idea promossa dall'Università di Padova. Obiettivo: creare una rete di relazioni. Un progetto di sviluppo urbano deve necessariamente coinvolgere tutti gli stakeholders che appartengono alla città e al territorio. Coinvolge artisti locali, artisti internazionali per far vedere come possano esserci delle contaminazioni musicali, culturali che beneficiano ovviamente entrambe le località, quindi sia Bassano che New York. Questo è un progetto pilota a Bassano, il ruolo dell'università. Il grande credo dell'università è quello di gettare una sorta di semi che possano poi fiorire nel futuro. È iniziato il conto alla rovescia per il campionato del mondo estivo di bob e skeleton a Cortina d'Ampezzo. Appuntamento per l'11 e il 12 settembre al centro sportivo di Fiames sul pistino di spinta intitolato a Renzo Alverà, struttura fondamentale per la preparazione a secco di bobbisti e scheletonisti. 16 nazioni in gara, oltre all'Italia, si daranno battaglia sulla pista artificiale per conquistare il miglior tempo di spinta. Organizzano Fondazione Cortina e Bob Club Cortina. Ed ora andiamo alla mostra del cinema di Venezia. House of Dynamite della regista Catherine Bigelow ha portato al Lido un thriller geopolitico ed una riflessione sulla fragilità del mondo contemporaneo. Sbarca a Venezia la mostra La minaccia globale della guerra atomica nell'intenso trailer geopolitico a House of Dynamite, una produzione statunitense che racconta il mondo come una casa di dinamite, ripercorre i minuti che precedono la scelta di un ipotetico presidente USA in risposta ad un potenziale attacco atomico. Così lo sceneggiatore racconta la genesi del film. È stata una collaborazione straordinaria sin dal primo giorno. Una delle cose che rende Catherine una persona, una regista straordinaria, è il suo impegno verso l'autenticità, e sin dall'inizio il suo mandato è stato: cerchiamo di scoprire come succederebbe, che cosa succederebbe, portiamo le persone in queste stanze dove le decisioni verrebbero prese e vediamo come si evolvono le cose. Quindi abbiamo raccontato la storia assieme. La regista Catherine Bigelow, tra le star più attese di questa mostra, nel film fa vedere la potenziale fragilità e l'isolamento anche dei sistemi più sofisticati innanzi alla minaccia atomica. Una riflessione importante e potente. La sceneggiatura è il risultato di conversazioni con le persone che in quelle stanze siedono. È un'evidenza, come dice lei, forse di un approccio isolazionista. È bene esserne consapevoli ed è bene sottolinearlo. Nel 62esimo anniversario del disastro del Vajont la memoria passa anche dallo sport. Torna la partita della memoria, un evento che unisce pallavolo e ricordo con le campionesse della Prosecco Docchi Moco Conegliano e della CDA Volley Talmassons. Pubblico delle grandi occasioni atteso alla VHV Arena di Belluno per la partita della memoria, primo evento del calendario commemorativo del 62esimo del Vajont. Il 15 settembre alle 18:30 lo spettacolo sarà assicurato e ai massimi livelli. In campo le Pantere di Conegliano della Prosecco Docchi Moco Volley contro le Pink Panthers della CDA Talmassons Volley. Siamo felici di riabbracciare la Prosecco Docchi Moco Volley Conegliano perché sicuramente è la squadra più forte al mondo e quindi per noi è un onore e un orgoglio poterli riabbracciare
avere qui, dopo l'esperienza a Longarone nel 60° del Vajont, l'abbiamo voluta richiamare la partita della memoria per unire, diciamo così, che lo sport possa anche contribuire a non dimenticare. E sarà una partita che andrà oltre il risultato per sottolineare il valore del ricordo e la forza della comunità. Giambattista De Mari, dirigente del team di Conegliano. È una società di altissimo livello. Basti pensare all'ultima stagione agonistica in cui sono stati raggiunti tutti gli obiettivi a livello nazionale e internazionale, però ha sempre una grossa attenzione per il territorio e per le iniziative a scopo sociale, come ritengo sia la partita che verremo a disputare il 15 di settembre qui a Belluno. Prezzo simbolico per l'incontro, intero €7, gratuito sotto i 14 anni, prevendita online. Un amichevole di lusso pur nell'imminenza del campionato che inizierà a ottobre. Le Pantere di Conegliano attualmente sono in Thailandia, impegnate nel mondiale del volley femminile. Ci sarà sicuramente qualche assenza, ma sarà comunque un amichevole di spessore in quanto gran parte del roster sarà presente. E con la partita della memoria si inaugureranno gli eventi per commemorare il disastro del Vajont. Fra tutti spicca l'appuntamento dell'8 ottobre, quando saranno rinnovati i patti di amicizia costituiti negli anni dal Comune di Longarone. Abbiamo voluto dedicare proprio una giornata richiamando tutte quelle che sono le comunità con cui abbiamo instaurato negli anni, nella nostra storia, patti di amicizia o gemellaggi, sia legati alla comunità di Longarone, sia quella di Castellavazzo prima della fusione, in modo da veramente riabbracciare. Saranno circa una ventina, quasi tutti hanno dato la loro adesione. Si conclude qui questa edizione di Focus TG, in regia Italo Morao e Alberto Pivetta. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta a partire dalle 18:50 col telegiornale di Bassano del Grappa, a seguire il telegiornale di Vicenza e quindi questa sera l'appuntamento con Focus, il talk show in onda in diretta sempre a partire dalle 21:20. Grazie per averci seguito e arrivederci.